A Piazzale Roma c'è un problema di sicurezza, secondo alcuni peggiore persino di Mestre. Appena una settimana dopo il maxi accoltellamento tra bengalesi e tunisini che ha portato 4 persone all'ospedale, 3 in carcere, a Piazzale Roma si è vissuta una nuova notte di sangue e di paura. Ancora una volta a lanciare l'allarme un tassista, il vicepresidente della cooperativa Radiotaxi Venezia Mestre. Mentre stavo arrivando al nostro posteggio di Piazzale Roma per caricare 6 persone, mi accorgo che dietro di loro è spuntata un'altra persona a torso nudo e insanguinata con un evidente taglio all'addome. L'uomo è risultato un americano di 60 anni, reduce a quanto sostenuto dalla moglie da una violenta aggressione. L'apparizione di un uomo mezzo nudo, agitato e sanguinante è l'ultima immagine che i turisti in attesa del taxi porteranno a casa da Venezia. Sono voluti salire subito in auto e poi mi incitavano ad andare in aeroporto sia perché perdevano il volo sia perché erano comunque preoccupati e impauriti, insomma. Noi abbiamo paura, sì, adesso abbiamo veramente paura perché sono successi 2 casi nel giro di 7 giorni, per cui ci sentiamo veramente impauriti. L'intervento delle forze dell'ordine è stato pressoché immediato, ma i tassisti veneziani chiedono comunque la presenza di un presidio fisso in certe ore della notte, coi voli che partono dall'alba a Piazzale Roma. Nelle ore in cui si sono verificati gli ultimi 2 episodi di violenza possono trovarsi in servizio anche lavoratori della Trasbagagli Venezia come Luca China. Abbiamo paura anche noi, ripeto, perché non si sa mai, una volta magari, che ne so, ci poteva essere la litigata che magari finiva a calci e pugni, adesso magari ti trovi un coltello, ti trovi la bottiglia rotta, minacce e quant'altro. È cambiata molto la città. Sta diventando un po' più difficile lavorare. Altro che più difficile un po' per tutti, diciamo, anche per chi vive, per chi lavora. Io parlo da genitore, ovviamente ho 2 ragazze che adesso momentaneamente sono piccole, cresceranno e mi chiedo sempre cosa sarà e cosa farò io in caso di situazioni imbarazzanti come quelle che si sono verificate negli scorsi weekend.